Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Botte, schiaffi, intimidazioni, sempre più donne maltrattate denunciano gli ultimi casi a Messina, Catania, Ragusa e Agrigento. Il centro che le accoglie a Ragusa, non sentitevi sole. Previsto anche un sostegno economico, il reddito di libertà. Arrestati 3 fiancheggiatori di Messina Denaro, fanno parte della famiglia mafiosa di Mazzara del Ballo. Il boss, durante la latitanza, cercò un nascondiglio sicuro in Tunisia. Palermo senza regole, caos in Consiglio Comunale, un consigliere sale sui banchi dell'Aula e costringe la Presidenza a interrompere la seduta, specchio di una città fuori controllo. Vestiti e scarpe con marchi contraffatti venduti in diretta sui social, tra i followers anche i finanzieri che suonano alla porta e sequestrano in diretta la merce, 2 denunciati a Siracusa. La generosità di Chebis, arrivato dal Gambia con un barcone, morto a Catania dopo un incidente, è il primo rifugiato in Italia a donare gli organi. Al suo arrivo aveva espresso questa volontà. A Catania continua in piazza la protesta degli studenti dell'Istituto Ferrarin, contrari all'accorpamento con il nautico Duca degli Abruzzi, ipotizzato dalla Regione. Calcio. Catania tra mercato, Coppa Italia e campionato. I rossazzurri preparano la sfida al Benevento che chiude il 2023. Bentrovati. In primo piano la violenza sulle donne, ma sono sempre più numerose quelle maltrattate che denunciano i loro aguzzini. Gli ultimi casi a Messina, Catania, Ragusa e Agrigento. E il centro che le accoglie a Ragusa lancia un segnale molto importante. Dice: non vi dovete sentire sole. È previsto anche un sostegno economico per chi denuncia, il cosiddetto reddito di libertà. Giusy Lazzara. La paura, la debolezza e la disperazione delle donne vittime di violenza che sempre più trovano la forza di denunciare, reagire quando non si vede via d'uscita per il fallimento di una vita, per proteggere i figli, perché non si ha un lavoro, per vergogna. È stato così per una minorenne che ha denunciato a settembre il patrigno per violenza sessuale. L'uomo è stato arrestato oggi dalla polizia di Messina. La vittima ha raccontato gli anni di abusi quando era ancora minorenne, nonostante i pianti e i rifiuti, e non aveva mai denunciato per paura e vergogna. La scia nera è lunga. La polizia a Ragusa ha arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale uno straniero di 42 anni che da tempo maltrattava la moglie, anch'essa straniera. La donna, per l'ennesima volta, era stata aggredita davanti al figlio disabile. A chiamare il 112 è stata la vittima, che aveva deciso di allontanarsi da casa. Non vi preoccupate neanche se tante volte un deterrente può essere la mancanza economica. Possiamo fare in questo momento anche il reddito di libertà che ha aiutato tante donne già nel Ragusano e nella nostra provincia. È importantissimo che non vi sentiate sole. Così anche l'incubo vissuto da una donna in provincia di Agrigento, picchiata per anni davanti ai figli, e in un'occasione per le percosse ha perso il bimbo che portava in grembo. Fino a qualche giorno fa, quando la donna è finita al pronto soccorso di Licata, i medici hanno dato l'allarme alla polizia. È stato avviato l'iter del codice rosso e la vittima, assieme ai figli, è stata allontanata dalla casa e accolta in una struttura protetta. A Catania, un'altra vittima ha chiesto aiuto al 112 per percosse subite dal compagno, che è stato arrestato. Arrestati 3 imprenditori trapanesi considerati fra i più fidati fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Il boss aveva perfino pensato ad acquistare un covo sicuro in Tunisia. A confermare i sospetti dei carabinieri del Rosso 2 pentiti, fra cui un altro imprenditore. Manlio Viola. 2 pentiti per ricostruire le coperture alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Si tratta di un imprenditore, Giuseppe Grigoli, e di Attilio Fogazza. Sono state le loro rivelazioni a confermare i sospetti emersi dalle indagini e permettere di risalire ai soldi che servivano proprio per coprire la latitanza del boss. I carabinieri del ROS hanno così posto ai domiciliari un altro imprenditore, ex socio del pentito Grigoli, Giovanni Vassallo, e portato in carcere Emilio Alario, accusato di associazione mafiosa, e suo genero Giuseppe
lodato. Secondo il pentito Grigoli, il suo ex socio vassallo avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva le comunicazioni di Matteo Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza. Fin dal 2012 avrebbe fatto parte del gruppo che organizzava gli incontri del capomafia di Castelvetrano con gli altri uomini d'onore e avrebbe avuto stretti rapporti con boss di rango molto elevato del mandamento mazzarese come Vito Manciaracina, Vito Gondola, Antonio Cuttone, Giovan Battista Agate, Luco Burzotta, Dario Messina. Vassallo avrebbe avuto un ruolo anche in una rapina commessa a Palermo nell'aprile del 2015, il cui bottino sarebbe stato usato proprio per finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro dopo i sequestri beni subiti dai fiancheggiatori. Le operazioni avevano fatto terra bruciata economicamente e dunque era stato necessario ricorrere ad altri mezzi di finanziamento. A raccontare questo secondo aspetto l'altro pentito, Attilio Fogazza. Fra i dettagli della nuova inchiesta anche l'idea, poi abbandonata, di un covo sicuro e definitivo in Tunisia per il padrino di Castelvetrano, che cambiò idea però appena saputo della malattia, che poi di recente lo ha portato alla morte in carcere dopo la cattura. A Palermo scoppia il caos in consiglio comunale. Il consigliere Milazzo va su tutte le furie e salta sul banco della presidenza. Urla e acrobazie durante la seduta. Una scena che sembra fotografare il caos e i tanti problemi di una città che non sa mettere in fila le priorità da affrontare. Marco Gullà. La scena è surreale, pittoresca, folle, seduta del Consiglio Comunale di Palermo, una seduta durata poco più di mezz'ora in seguito alla lite fra il capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo e il vicepresidente del Consiglio Giuseppe Mancuso. Guardate queste immagini, Milazzo, al quale non viene data la parola per un intervento, va su tutte le furie e inveisce contro il vicepresidente Mancuso, sale anche sul banco del governo e prova a strappare dalle mani il microfono a Mancuso. Dalla presidenza, chiama i capigruppo. Giuseppe Recca lo dico. No, tu non devi essere con me. Davanti sei io. Non te lo faccio fare. Una scena che fotografa il momento attuale della maggioranza che non riesce a mettere in calendario i lavori d'aula tra regolamento della Movida, riconoscimento della genitorialità, IMU, IRPEF, Tari, variazioni di bilancio, la carne al fuoco è tanta e non si riesce a trovare un accordo su quale delibera discutere prima. E poi ovviamente ci sono i problemi legati alla città come la violenza e la differenziata. Palermo continua ad essere in basso alla classifica dei comuni ricicloni con il 16% soltanto, un dato ancora troppo basso per il capoluogo siciliano. Un tunisino di 48 anni è rimasto ferito ad Agrigento dopo che qualcuno nei pressi di piazza Ravanusella, nel centro storico della città, gli ha sparato. L'immigrato è stato già portato in ospedale al San Giovanni di Dio e non è in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire cosa sia accaduto lavora la polizia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Pubblicizzavano e vendevano in diretta sui social capi di abbigliamento e scarpe con marchi contraffatti. Tra i loro follower c'erano però anche i finanzieri che a Siracusa hanno bussato alla porta e interrotto la singolare vendita casalinga e denunciato i due venditori. Emanuela Corsi. Per una volta l'esposizione della merce falsa lungo le strade delle nostre città. Cinture, borse, portafogli di prestigiosi marchi nazionali ed esteri venduti a prezzi molto vantaggiosi perché contraffatti. Ma nell'epoca dei social, degli influencer e dell'e-commerce, quale soluzione migliore di internet per pubblicizzare e vendere capi di abbigliamento e calzature falsi? È l'idea avuta da due siracusani che sfruttavano appunto i canali social per la loro attività illegale. Peccato che tra i follower c'era anche la Guardia di Finanza, che durante la televendita casalinga ha fatto irruzione in diretta. Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare. Guardia di Finanza. Salve. Buongiorno, Guardia di Finanza. Buongiorno, salve diretta. Nel video la venditrice non solo mostrava l'ampio campionario di abiti di note case di moda italiane ed estere, ma li indossava e dava pure consigli ai clienti in ascolto. Ed è una L con un bel maglioncino soft. Quindi se l'uomo non ha la panza bella forte lo anticipa. Inoltre i due facevano delle estrazioni a sorte per i follower più attivi che potevano vincere giubbotti e scarpe. I due sono stati denunciati mentre sono stati sequestrati oltre 500 capi contraffatti. Sono in corso accertamenti anche sui clienti coinvolti in questo giro di contraffazione. Era arrivato dal Gambia a 17 anni e viveva a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. In un incidente ha perso la vita ed è la storia di Keba Seka per tutti i Kebis ed è il primo rifugiato a donare gli organi in Italia. Aveva espresso questa sua volontà quando era arrivato in Sicilia. Emanuela Corsi.
Era arrivato a Pozzallo dal Gambia con un barcone quando aveva solo 17 anni. Al primo rilascio della carta d'identità da parte del comune di Vittoria, nel Ragusano, aveva indicato di voler donare gli organi in caso di morte. Lo scorso 13 dicembre, a 23 anni, ha perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale e i suoi organi sono stati donati, così come lui stesso aveva stabilito. È la commovente storia di Kebba Seka per tutti Kebbis, il primo rifugiato in Italia a donare gli organi. Kebbis viveva a Chiaramonte Gulfi, dove faceva il mediatore culturale nella società Foco. Lavorava per mandare i soldi a casa, alla madre, alla sorella di 17 anni e ai suoi fratelli più piccoli. La comunità e i colleghi ricordano la sua generosità. Chiunque ha conosciuto Kebbis ne porta comunque un ricordo molto, molto bello. Non ci ha stupito questo suo gesto, perché Kebbis era una persona molto generosa e è stato generoso anche dopo la sua partenza, ecco. Il giovane aveva realizzato un progetto di economia circolare per consentire alla comunità di gambiani di tornare in patria con un lavoro da svolgere. Ci lascia la voglia di continuare a lavorare in Gambia e a lavorare nella direzione di aiutare i giovani del Gambia a restare nel loro paese e a svilupparsi lì. Intanto il paese continuerà a sostenere la famiglia del giovane. Sui canali social è partita una colletta per consentire il rientro della salma in Gambia. Occorrono 5.500 euro. Gli organi di Kebbis sono stati espiantati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il cuore è andato a un giovane di Palermo. Fegato e pancreas sono stati trapiantati a 2 pazienti di Torino. Le cornee invece sono state donate alla Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo di scuola, continua la protesta dell'Istituto Ferrarin in via Etnea a Catania, la marcia di studenti, genitori e insegnanti che si oppongono con fermezza all'accorpamento con il nautico Duca degli Abruzzi, ipotizzato dalla Regione. La preside, una delegazione di studenti, ha incontrato anche il sindaco Trantino che ha espresso solidarietà. Tonino De Mano. È il giorno dell'orgoglio, dell'appartenenza e dell'identità. La marcia degli oltre 600 studenti dell'aeronautico Ferrarin è un concentrato di rabbia e speranza, quella di mantenere l'autonomia ed evitare l'accorpamento con il Politecnico Duca degli Abruzzi, che una discutibile scelta della regione rischia di far diventare realtà. A Catania sono 19 gli istituti che rischiano l'accorpamento, ma per il Ferrarin la proposta dell'assessore regionale Turano non è praticabile. È solamente una scelta politica di perdere la nostra autonomia dopo 50 anni di servizio, perché sarebbe in pratica una dissolvenza della nostra istituzione scolastica. Siamo l'unico istituto puramente aeronautico in Italia perché gli altri sono tutti quanti accorpati. Striscioni e cori da stadio in via Etnea. I futuri piloti respingono al mittente l'ipotesi fusione, che viene vista come un tentativo di deturpare l'identità collettiva. Siamo qui uniti per cercare di risolvere questa situazione e per mantenere il nostro nome ancora vivo. Nel corso della mattinata una delegazione di studenti capeggiata dalla preside Patrizia Pittala ha incontrato il sindaco Trantino, che ha manifestato solidarietà, respingendo con fermezza l'ipotesi dell'accorpamento. Scempio ecologico ad Agrigento. All'interno della storica Villa del Sole, nel cuore della città, il Comune ha autorizzato il taglio di tutti gli alberi secolari per la costruzione di una scuola materna e di un asilo, sit-in dei cittadini e dei movimenti civici. Davide Sarto. Agrigento si ribella contro il taglio di tutti gli alberi secolari della Villa del Sole, nell'area dove è stata avviata la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Tanti cittadini, numerose associazioni e movimenti civici si sono radunati in via Europa di fronte a quello che fino a qualche giorno fa era uno dei pochissimi polmoni verdi della città. Un sit-in per manifestare cordoglio e contrarietà allo scempio ecologico, morale e culturale perpetrato alla storica Villa del Sole. Noi protestiamo perché c'è una sottrazione di verde pubblico, di fruibilità al pubblico di quello che era uno dei più importanti polmoni di Agrigento.
e abbiamo dubbi sul progetto che si vuole realizzare sostanzialmente, perché sempre di più si sottraggono aree verdi per fare altro. È un attentato alla bellezza e al paesaggio di Agrigento. Una sensazione di angoscia, tristezza. E poi che dire, mi dispiace per i bambini, perché comunque io da bambina in questa villa mi sono divertita. Nel frattempo il Codacons di Agrigento, dopo una segnalazione alla Procura, ha chiesto l'accesso agli atti per riscontrare le autorizzazioni da parte della soprintendenza relative all'abbattimento di tutto il patrimonio arboreo in un'area ricadente nella zona B del decreto Grappelli e sottoposto a vincolo paesistico. Il Codacons sostiene che negli atti del Comune di Agrigento mancano le autorizzazioni secondo obbligo di legge da parte della soprintendenza. È stato consegnato questa mattina a Catania, nel villaggio Sant'Agata, dal sindaco Enrico Trattino e dall'assessore Sergio Parisi, il nuovo polo sportivo da oltre un decennio abbandonato e in condizioni di degrado. È stato realizzato un campo da calcio a 5 in erba sintetica, creati un'area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio limitrofo a via Fellini. Realizzati anche un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone Wi-Fi. A Catania il Natale solidale all'Istituto Cavour, tra canti, lavoretti artigianali, giochi da donare ai bimbi meno fortunati e le immancabili letterine a Babbo Natale. Tonino De Mano. Che tutti i bambini del mondo stiano bene, eppure che finisca la guerra in tutto il mondo. Buon Natale a tutti. Richieste per sé e per gli altri. Il grande cuore dei bambini va oltre il Natale, dove, secondo un vecchio adagio, sono tutti più buoni. La loro bontà e la loro spontaneità nasce da piccoli gesti, come donare un regalo ai bimbi meno fortunati o organizzare un mercato solidale per le famiglie meno abbienti. Dobbiamo credere che loro continuino a credere che esiste Babbo Natale. Babbo Natale è un personaggio fantastico, immaginario, tanto atteso per tutto l'anno proprio in questo periodo dai bambini. Ognuno di loro ha preparato una letterina indirizzata a Babbo Natale con i loro desideri e i loro sogni. All'Istituto Comprensivo Cavour di Catania è il giorno delle richieste a Babbo Natale, pronto ad accontentare tutti come tradizione vuole. Per quest'anno vorrei il libro di Robby, la casa di Barbie, una collana con un ciondolo a forma di cuore. Vorrei anche che tutti i bambini del mondo avessero un dono da scartare sotto l'albero. Troverai sotto il mio albero latte, biscotti e carote fresche per le tue renne. Insegnanti impegnate in prima linea ed iniziative di solidarietà che scaldano il cuore e la voce. Risate, canti e battiti di mani a ritmo per il pubblico del Teatro Vitaliano Brancati di Catania, che ha assistito alla prima replica della storica commedia musicale Pipino il Breve, che da ben 45 anni continua a mietere successi a ogni rappresentazione. Mattatore di ieri e di oggi rimane l'inossidabile Tuccio Musumeci, che con la sua verve inconfondibile sin dal 1978 catalizza l'attenzione degli spettatori sul personaggio del re di Francia, padre di Carlo Magno. Il capolavoro di Toni Cucchiara sarà in scena a Catania fino a sabato 23 dicembre per poi approdare al Teatro Massimo Città di Siracusa dal 27 al 30 dicembre e al Teatro Eschilo di Gela il 5 gennaio. Uno spettacolo senza tempo sulla storia di Pipino il Breve, Berta la Piedona e la nascita dell'imperatore Carlo Magno. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio e delle ultime sul fronte calcio Catania.
Eccoci al calcio. Tra campionato, mercato e Coppa Italia, il Catania sta preparando la sfida al Benevento che chiuderà il 2023. Intanto c'è il primo movimento ufficiale di mercato, Sarao al Siracusa, e in Coppa la finale passerà dalla sfida col Rimini. Francesco Triolo. Testa al Benevento, al campionato, perché la sconfitta con il Sorrento pesa e deve essere subito cancellata. Il Catania vuole rialzarsi, anche perché dopo l'impatto iniziale, dopo il cambio in panchina, 1 punto in 3 gare è troppo poco per la banda di Lucarelli, che non può permettersi altri passi falsi. Le parole del tecnico livornese dopo la sconfitta di lunedì hanno aperto scenari importanti anche sul mercato, e l'uscita, quella di Sarao al Siracusa già ufficializzata, è solo la prima di una mezza rivoluzione annunciata sul mercato. I nomi pesanti sono quello del fantasista uruguaiano Cesar Falletti, che Lucarelli ha allenato e lasciato a Terni, e quello dell'esterno Emanuele Cicerelli, in forza alla Lazio, dove però non ha giocato un minuto. Sul fronte uscite ci sarebbero intanto il portiere Livieri, che il Catania potrebbe restituire al Pisa, ma anche il laterale sinistro Mazzotta. Campionato e Coppa però, perché gli obiettivi del Catania sono 2 e quello della Coppa Italia potrebbe essere una porta d'accesso importante. In chiave playoff, sorteggiato l'accoppiamento per le semifinali, il Catania affronterà il Rimini in uno scontro diretto tra andata e ritorno. La prima sfida in trasferta il 24 gennaio, la partita di ritorno al Massimino il 28 febbraio. In caso di qualificazione per la finalissima, la squadra di Lucarelli disputerà ancora il confronto d'andata in trasferta, chiudendo in casa con gara 2. Il Rimini ottavo nel girone B e, come il Catania, è in corsa per un posto ai playoff. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.